La decisione dell'amministratore delegato del gruppo svizzero Ronald di non chiudere più lo stabilimento della Speedline di Santa Maria di Sala certamente è una bella notizia, tenendo anche conto il fatto che solo un mese fa il gruppo svizzero non si presentava nemmeno ai tavoli convocati. La riaccesa speranza per gli 800 dipendenti tra diretti nell'indotto della Speedline di Santa Maria di Sala è naturalmente motivo di soddisfazione anche da parte del senatore veneziano del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Evidenzia, tra le altre cose, l'importante ricaduta locale, regionale e nazionale sul fronte del lavoro e del reddito generato e con lo sguardo rivolto agli operai sottolinea altresì la strategica e fondamentale mobilitazione attuata dagli stessi oramai da più di un mese. Certamente tutto questo è frutto della grande mobilitazione che c'è stata a livello trasversale, senza guardare divisioni, anzi creando un'unità davvero per la difesa del lavoro, dei lavoratori e lo sviluppo del territorio. Speedline come riferimento trasversale di quanti, tra forze politiche, sociali, sindacali e di informazione, abbiano a cuore soltanto una cosa, essere al fianco di chi difende e di chi lotta per il lavoro, per salvare insieme ad esso anche la dignità e i diritti sanciti dalla regina della nostra cultura e del nostro patrimonio repubblicano, la Costituzione, come evidenziato giusto pochi giorni fa anche dai vertici del giornalismo nazionale e regionale al presidio con i lavoratori. Naturalmente la partita non è finita, la partita non è vinta. Bisogna presidiare, bisogna continuare con un'attenzione istituzionale, sindacale e politica a difesa dei lavoratori e su questo certamente ognuno di noi farà ancora la sua parte.